Quarta corsa, una prova per 4 anni, non vincitori di 18.000 euro nella carriera, il premio Lions Melvin Jones. Una corsa in cui favorito è il numero 3, Crazy Cast. Si va in partenza l'1 Cesare dei Veltri, Aniello Vitaliano, 2 Callas Griff, Enrico Montagna, 3 Crazy Cast, Max Castaldo, 4 Cosmos del Ronco, Francesco Pettinari, 5 Claudia Fegga, Andrea Vitaliano, 6 Sherry, Antonio Di Nardo. In seconda fila 7 Cupido GSO, Antonio Greppi, 8 Quadrado Weisel e Giorgio Cassani, 9 Cronoscaf, Francesco Tufano. Macchina che inizia a prendere velocità, problemi per Callas Griff dietro le ali della macchina. Autostart che accelera e li lascia con l'errore accennato da parte di Claudia Fegg. Veloce subito Crazy Cast ad andare al comando, con Cosmos del Ronco in seconda posizione avanti a Cesare dei Veltri. Numero Quindi 2 Sherry. Callas Griff squalificato. Così si completano i primi 200 metri di corsa con Crazy Cast al comando, 14,4 per il lancio. Cosmos del Ronco in seconda posizione avanti a Cesare dei Veltri. Ancora Sherry che è scesa la corda quarta avanti a Cupido GSO. Di fuori invece Cronoscaf. E il primo quarto se ne va in 30. Crazy Cast al comando su Cosmos del Ronco e Cesare dei Veltri. Di fuori torna Sherry per anticipare le mosse di Cronoscaf e risalire allo scoperto. I 600 della testa se ne vanno in 45,8. Crazy Cast in vantaggio, Cosmos del Ronco che si muove dalla seconda posizione allo steccato, va all'esterno, così ha una schiena Sherry, guadagna lungo lo steccato Cesare dei Veltri, 39 il secondo quarto, porta 1 minuto e 8 decimi la metà gara, con Crazy Cast che guida su Cesare dei Veltri, Cosmos del Ronco al suo esterno. Sherry che fatica a tenere la pariglia, viene privata ora dei tappi al chilometro in 1.15,3, con Crazy Cast in vantaggio, Cosmos del Ronco che dà la bordata di là, mette qualcosa avanti all'avversaria a 500 dalla conclusione. Crazy Cast che cerca di vendere cara la pelle, Cosmos del Ronco che attacca al largo, 1.28,9 3/4 di miglio, c'è 13,6 di là, arriva la piegata però e Cosmos del Ronco si butta giù e sbaglia. Crazy Cast così è in vantaggio 4, su Cesare Cosmos dei Veltri del Ronco, e Sherry, squalificato. poi ancora Cupido GSO, la piegata conclusiva passata in 14,7 da Crazy Cast, sposta Cesare dei Veltri, lascia l'open stretch a Sherry che va di dentro. Crazy Cast in vantaggio, Sherry che ha trovato la corsia preferenziale libera, Sherry che nel finale attacca e passa su Crazy Cast al terzo. Cesare dei Veltri 29,7 la chiusa, 1.13,8 ragguaglio cronometrico, c'è stato un 28,1 di là per Cosmos del Ronco e Crazy Cast. Cosmos ha poi sbagliato, Crazy Cast ovviamente ha lasciato lì l'acido lattico per la retta d'arrivo. Sherry che sul 28,1 aveva perso contatto, ritorna in arrivo, trova anche la corsia interna libera e può venire a dominare con Antonio Di Nardo in sediolo per il training di Gennaro Casillo e i colori del signor Attilio Ponzo. Il successo del numero 6 di Sherry alla quarta corsa dall'Arcoveggio, primo piano per Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo e Attilio Ponzo.